Vicepresidente, la Regione Veneto è impegnata anche in questo periodo a dare degli strumenti ai territori in tema di sostenibilità. Quali sono le opportunità? Ma guardi, le opportunità sono tante per tutto il territorio veneto, ma anche per il territorio veronese. Quando parliamo di sostenibilità, è da tantissimi anni che parliamo di sostenibilità e diciamo che è un termine che spesso e volentieri viene utilizzato a vanvera, viene utilizzato come un ottimo obiettivo da raggiungere, ma poi concretamente non vengono dati contenuti. Noi sulla sostenibilità, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo investito tantissimo sulla ciclabilità, sulla mobilità lenta, sulla mobilità dolce, sul trasporto, sull'integrazione, l'intermodalità, e credo che questa sia un'opportunità veramente straordinaria, e vediamo anche che dai territori e i cittadini lo stanno apprezzando e stanno raccogliendo tutte queste opportunità. Farei una battuta anche sul tema Covid, visto che si torna a riparlare. Si torna a parlare anche del Covid con un aumento dei contagi. C'è preoccupazione o gli ospedali, le ULSS stanno tenendo la situazione sotto controllo? No, guardate, finché non c'è aumento dei ricoveri la situazione non è preoccupante. È ovvio che nel momento in cui i contagi aumentano, il virus sta correndo, bisogna adottare delle minime precauzioni, ma solo perché vi è sempre il timore che ci sia qualcuno che magari ha delle patologie pregresse o delle patologie magari sconosciute, che la contrazione del virus può creargli qualche problema. È solo un discorso di tutela personale. Dopo, per quanto riguarda la pressione degli ospedali, non vi è preoccupazione perché la situazione ad oggi è assolutamente sotto controllo.